Oggi preparo con il bimbi le linguine, tonno e pomodorini, un classico quando hai poco nella dispensa e un piatto perfetto quando amici o parenti si autoinvitano all'ultimo minuto. Vediamo subito insieme come preparare questa ricetta. Inserisci all'interno del boccale 40 g di olio extravergine d'oliva. Due spicchi d'aglio, richiudi e fai rosolare 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. Nel frattempo che l'aglio rosola, tagliamo i pomodorini a metà. Adesso inserisci 400 g di pomodorini all'interno, richiudi il boccale e fai cuocere 10 minuti, 100 gradi, velocità 1. Ora inserisci dal foro del coperchio 300 g di tonno che ho sgocciolato precedentemente, e 10 g di capperi. Continua a cuocere per 1 minuto, 100 gradi, tasto antiorario, velocità 1. Ora trasferisci il sugo in una pirofila. Senza lavare il boccale, inserisci 1200 g d'acqua. Richiudi il boccale e fai bollire l'acqua 10 minuti, 100 gradi, velocità 1. L'acqua bolle, inserisci dal foro del coperchio un cucchiaino di sale e 300 g di linguine. Fai cuocere il tempo indicato sulla confezione, in questo caso 6 minuti, 100 gradi, tasto antiorario, velocità 1.
frattempo che scolo la pasta, vediamo insieme tutti gli ingredienti per preparare questa ricetta. Per le linguine, tonno e pomodorini ci serviranno 10 g di capperi, 400 g di pomodorini datterini, 2 spicchi d'aglio, 300 g di tonno sgocciolato, 300 g di linguine, 40 g di olio extravergine d'oliva, un cucchiaino di sale e 1200 g d'acqua. Le linguine, tonno e pomodorini sono pronte. Ti ringrazio per aver guardato questa videoricetta e noi ci vediamo alla prossima!